Oggi per lei è un giorno importante, ha raggiunto un traguardo prestigioso. Prestigioso sì, perché gli anni sono 80, ma intanto mi sento felice. Ho la salute e ringrazio il Dio. 80 anni di lavoro, sacrifici e poesia, quanti ancora? Speriamo ancora tanti, ma questo non lo sappiamo. Sicuramente lei avrà scritto qualcosa per festeggiare in maniera particolare il suo compleanno. Ho pensato stamattina di scrivere 4 parole proprio per dire ho completato 80 anni. Già hai 80 anni e la mia mente è a posto, grazie a Dio, sogno contenti. Ricordo tante cose do passato e le città, onnifici, lo soldato. Davanti l'occhiaio, le palazza di Genova, Novara e di Savona. Ma la città più bella che scoprivo fu quando misi piedi mezzo Roma. Lassavo lo travaglio e mi interessi e penso ancora o canto di mia madre. Con mia furono tanti mesi persi in campagna, resta solo nome padre. Ricordi su che mai posso scordare. Li conto e non mi stanco di contare. Passavo la mia vita tra gli stenti, travagli assai, con brutti avvenimenti. Ma ora stai calmo e mi riposo. Mi leggo qualche libro religioso, si scrive una preghiera, lume cori di gioia batti e sento canni godi. Una cosa che mi resta di pensare è stare attento nello camminare. Non mi strapazzo più, sogno anziano, facendo lo dovere di cristiano. A messa io ci vaio e prego a Dio per darmi la salute mentre campo, che ho 80 anni, non ci credo, se vaio fuori puto e non mi stanco. E quando al mattino a giorno buono mi faccio apposta lunghi passeggiati, rientro a casa e la chitarra suono per ricordare i vecchi serenati. Ma mi dona gioia e allegria sicuramente è la poesia, ma setto e passatempo, tutti uri, mi suso e dico grazie allo Signore.